Amici di Calcio Napoli 24 TV, buonasera e benvenuti al nostro consueto filo diretto. Oggi venerdì 30 settembre 2022, vigilia di Napoli-Torino. Si torna in campo per la ottava giornata di campionato. Un saluto da Claudio Russo, con me Emanuele Bernardo in cabina di regia. Un quarto d'ora fa circa è finita la conferenza stampa di Luciano Spalletti a Castelvolturno. Vi possiamo andare a far leggere i titoli dalla nostra diretta testuale. Cosa ha detto Spalletti? Il Torino è un brutto cliente, ogni partita serve a ricordare se siamo un Napoli forte oppure no. Domani non penso di cambiare giocatori, abituatevi al titolare da 30-40 minuti. Poi ha parlato di Simeone, Raspadori, Juan Jesus e Nobelé. Il Torino è un brutto cliente, così dice Spalletti. La domanda di oggi è: voi come affrontereste allora questo Torino, al netto di quello che dice Luciano Spalletti? Ci potete chiamare allo 081 353 4588, nonché scriverci sulla nostra chat ufficiale di YouTube, nel nostro canale. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Dovremmo avere già una telefonata da caro Emanuele. Sì, allora andiamo al telefono subito. Pronto? Chi c'è in linea? Ciao Claudio, sono Edoardo da Merito. Ciao Edoardo. Claudio, la domanda è: come affrontereste il Torino, giusto? Sì, Ho visto bene. sì, quella di oggi sì, poi mi puoi dire quello che vuoi, Grazie. Affrontare il Torino è come affrontare qualsiasi squadra, sempre con la grinta massima e con rispetto per l'avversario, la prima cosa. Però il Torino, l'ho detto anche ieri al telefono, è una grande squadra, però ultimamente in attacco non regala grandi cose il Torino, più in difesa è forte il Torino, quindi bisogna farlo aprire il Torino più che altro per fare qualcosa di buono. Ma lo sai cosa ti dico? Non mi preoccupa questa partita qui, perché poi c'è l'Ajax mi sembra dopo e poi c'è la Cremonese, giusto? Sì. Allora, la partita che mi preoccupa di più è le dispense di energia contro l'Ajax, perché quella è una squadra che ci fa correre al 100%, te lo dico prima, sono tutti giovani, sono forti, e la partita precedente è lì che troveremo problemi, perché giocando con l'Ajax e molte energie che se ne vanno, là troveremo qualcosa veramente dobbiamo fare. Poi dicono che dopo Spalletti fa un grande turnover, là ci vuole, secondo me ci vuole veramente il turnover, non dobbiamo criticare Spalletti dopo se lo fa, e quindi mi preoccupa più quella partita, le prossime partite, non quelle del Torino. Io sono convinto che il Torino faremo la stessa partita che abbiamo fatto con Liverpool. Guarda, perché? Perché il Torino dalla metà campo in su che può darci non dando fastidio, però noi siamo bravi su queste partite, perché poi il Torino, anche se non ti lascia molte ripartenze, perché come ho visto giocare il Torino ultimamente, però noi siamo una squadra che su queste gare veramente ci esaltiamo, quindi io penso che sarà più facile col Torino e più difficile con la Cremonese. Ti dico anche questo. Vedremo caro Edoardo. Quindi la giochi comunque con i titolari domani? Non ho capito, scusami. La giochi comunque con i titolari domani? Ovviamente in attacco chi prendi tra Simeone e Io Raspadori? ti dico una cosa, tu mi dici la gioco con i titolari, per me sono 17-18 titolari. Non sono quelli che vedi in campo. Quelli che giocano di più, allora, mettiamola così, come ha detto Spalletti, quelli che giocano di più. Non lo so cosa, non ho seguito la competizione, però ti dico una cosa, quindi a me per esempio mi piace molto Osticard, te l'ho visto anche l'altra volta. Per esempio perché non lo faccio giocare in questa partita, oppure quando deve giocare? Non lo so, questo si fissa sempre per esempio su Elmas. Elmas non c'è una partita che non deve giocare, non lo so perché, è scritto per contratto, non lo so. No, credo che sia una questione semplicemente di meccanismi difensivi per quanto riguarda Osticard, nel senso lui e Juan Jesus hanno giocato 90 minuti in tutto, hanno giocato una sola partita. Secondo me è una questione semplicemente di meccanismi e di automatismi che evidentemente con Rachmani e Kim, che sono una coppia comunque ritenuta titolare, è chiaro che si debba avere anche una certa linearità nell'utilizzo di determinati giocatori in determinati ruoli. In questo Ma i caso, meccanismi, scusa, allora sono con i soliti giocatori questi, no? No, è che però se noi andiamo a vedere in tutte le squadre, almeno in Non ho difesa, capito. se noi andiamo a vedere tutte le squadre italiane, rimaniamo all'Italia. Lo so, la squadra titolare magari con più, ho capito, però quando tu fai 3-4 partite, cioè mo vedi il Napoli quante partite deve fare? Ne fa 8 in un mese. E poi fino alla fine che poi viene il mondiale, quindi
Noi dobbiamo farci trovare preparati negli uomini giusti, ho capito bene che la formazione titolare dovrebbe essere questa, ma però non sono da meno gli altri, li puoi far giocare. No, quello sicuramente, ma io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, Quindi, però infatti io ti avrei detto, guarda, avrei potuto immaginare se il Rachmani non dovesse dare mm, delle garanzie cara- fisiche dopo l'infortunio con il Kosovo, chiaramente è chiaro che tu hai Torino, Ajax, Cremonese, Ajax, Bologna, Roma, senti, ti Rangers e posso fare una domanda, Sassuolo. poi passo la linea agli altri perché Vai sono Edoardo, stati sì. così. Allora, secondo te il Di Lorenzo che hai visto in questo momento, in queste ultime partite, è stanco o no? No, Non è stanco. secondo me no per quello che gli si chiede. Ma là però ti fermo Guarda che quel subito. Di Lorenzo ha fatto errori di stanchezza, che dici, per il Però Liverpool... in No, quel no. ruolo là io mi tengo il Di Lorenzo al 50% e non lo No, Zanoli. io amo Di Lorenzo, per l'amor Per di carità, Dio, a me piace tanto Di Lorenzo, però il giocatore ha bisogno anche di riposo. Per me Di Lorenzo è l'unico, è quello che deve riposare. Guarda, vedi bene le partite, vedi che Di Lorenzo ultimamente è stanco, non è così come dici tu. Di Lorenzo lo vedo spento ultimamente, non è lucido come le altre cose, che il miglior Di Lorenzo che fa la differenza. Vedi Claudio, non è così. C'è pure Zanoli, vabbè ho capito, però questo ragazzo non ha fatto tanto male, eh. A me mi piace, vabbè, comunque forza Napoli, ti ringrazio che mi hai dato spazio e forza, un saluto a CN24, ok Va Claudio? bene Edoardo, continua a Ciao, seguirci. Ciao, grazie. Abbiamo anche la nostra chat di YouTube, salutiamo Alessio che ci sta seguendo e ritorniamo un attimo alle parole di Spalletti, perché quello che ha detto il mister, possiamo andare anche al touch, caro Emanuele. Cosa ha detto Spalletti dall'inizio della conferenza stampa? Eh, Ogni partita serve a ricordare se siamo Napoli forte oppure no, è un discorso che va al di là dell'importanza della singola gara, sarà un percorso lungo e difficile, noi dobbiamo fare le stesse cose, ci vuole impegno costante non solo nella ricerca del risultato, ma anche nello sviluppare il singolo allenamento per dare continuità di comportamento nel lungo periodo. Ogni partita ha un valore particolare, ci sono 3 punti in palio, si conferma il lavoro fatto bene e nel modo giusto, un risultato non può cambiare la storia di un campionato, può dare una spinta, ma il lavoro è fatto sul lungo periodo e non ho mai visto segnare uno scudetto a ottobre ma a giugno, c'è tanta strada da fare, quindi questa qui è la linea di Luciano Spalletti. Andiamo subito al telefono, pronto, chi c'è in linea? Sì, ciao, sono Luca da Milano, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno, dimmi. Ciao, allora arrivo subito al dunque. Come affronterei la partita contro il Torino? Dato che se ne sta discutendo tanto delle partite ravvicinate che ci si aspetta da qui al prossimo mese, io non sconvolgerei molto la squadra, però qualche cambio, pensando a chi ha giocato meno in questo weekend con la nazionale, lo farei, qualche piccola considerazione la farei, nel senso lascerei riposare quelli che poi sono importanti per la partita con l'Ajax, cioè per assurdo io vado contro tendenza, lascerei in panchina uno Zelinski e magari farei riposare uno dei due centrali, considerato che anche, se ne parlava prima, Ostigar secondo me, anche facendo pochi minuti fino ad ora, le partite che ha giocato ha dimostrato, diciamo, di essere un giocatore solido e di potersi contare, senza dimenticare Juan Jesus naturalmente. Certo. Dopodiché sappiamo come gioca il Torino gioca con tutte le squadre di Juric, giocano molto aggressive e quindi la prestazione fisica, diciamo la condizione fisica sarà determinante per riuscire a sbloccare una partita che poi alla lunga, come abbiamo visto con le altre squadre che si chiudono in difesa, e il Torino non sarà da meno, soffriamo per cercare di trovare il gol. Anche se Raspadori in questo momento ha una condizione per cui nessun allenatore probabilmente farebbe difficoltà a lasciarlo in panchina, dato che Simeone non è partito per il tour della nazionale, io punterei su Simeone.
Lozano mi sembra di aver capito che è stato lasciato in modo precauzionale in panchina, Sì. anche se poi è tornato. Si è allenato in gruppo così come Politano, senza alcun Esatto, problema. quindi se Politano anche lui è un altro che oggi dà garanzie, ha saltato le nazionali, si è guarito dall'infortunio alla caviglia che aveva, è già uno che puoi far giocare, perché comunque vada non ha subito, diciamo, tutto quello sforzo nelle partite della nazionale. Io sinceramente ti dirò, all'inizio, come ha detto Spalletti, giustamente bisogna abituarsi ai titolari da 30-40 minuti che entrano nel secondo tempo. Per questo io ti dico che lascerei fuori anche Kvara e farei giocare uno tra Zelbin ed Elmas, che secondo me Elmas è sottovalutato e parte sempre dalla panchina, poche partite è partito titolare, ma quando è entrato ha dimostrato di poter in qualche maniera dire la sua. A centrocampo Lobotka, anche lui mi sembra di aver capito che ha giocato tutte e due le partite della nazionale, anche se poi, come abbiamo visto, è quasi determinante per il gioco di Spalletti e Dembélé non può sostituirlo, e quindi lì bisognerà capire nel frattempo, nell'arco della stagione, io in determinate partite, cosa ne pensi tu di far giocare un Gaetano in quelle partite in casa, dove comunque vada, gli puoi dare la possibilità di un tempo e fargli dimostrare il suo valore, perché nelle partite in casa contro lo Spezia, contro il Lecce, comunque vada, non serve uno che continui a impostare da dietro come fa Lobotka, ma serve uno comunque che tenga la posizione, e secondo me per il compito che gli verrebbe assegnato in quella partita Gaetano potrebbe esaudirlo, diciamo, nel meglio dei modi. Ma punterei guarda più... Luca, Dimmi. perdonami, no, perché Gaetano oggi non si è allenato per sindrome No, parainfluenzale, certo, almeno per oggi. No, Vai, certo. chiudi, poi lasciamo anche spazio agli altri, Luca. No, ok, l'ultima cosa, vedo giocare poco sulla fascia il sostituto di Mario Rui, che anche lui è tornato dalla nazionale, però in queste partite, come dicevo prima, quando affronti squadre abbastanza chiuse, anche se ti pensano alte, i giocatori che poi ti servono per la Champions, che ti servono per giocare delle partite poi più dure in trasferta, io li farei riposare, insomma. Va bene Luca, ciao. Benissimo, grazie per averci seguito, continua a chiamarci. Sulla questione rotazioni, andiamo a leggere quello che diceva proprio Spalletti, quello che ha detto alle 15:22, praticamente un'ora fa. Su Simeone e Raspadori giocheranno tutti e due, decidete voi quale sarà l'attaccante da 60 minuti e quale è quello lì da 30 minuti. Poi dipenderà dalla qualità della scelta dei momenti, che sorpassa l'importanza del giocare 60 minuti. Il discorso di quelli che giocano più o meno minuti va affrontato in maniera corretta. Per arrivare a fare questo percorso serve gente in forma, stimolata, che ha minutaggio nelle gambe e che va usato con le 5 sostituzioni. Ci servono per essere in condizione, perché giochiamo anche martedì contro l'Ajax e cambia poco di chi sia o meno il titolare. In 90 minuti, con una partita tra 3 giorni, li utilizzeremo entrambi e bisogna abituarsi al titolare dei 30, 35, 40 minuti. Per la questione del ballottaggio, per le caratteristiche di Lozano e Politano, quando uno dà strappi per 70 minuti poi c'è bisogno anche dell'altro, e se uno gioca 20 minuti non è la riserva, ma è quello che ti può far vincere se in quei 20 minuti si comporta bene. Poi bisogna anche vincere, certo, ma il ragionamento è facile da interpretare. Chiediamo anche a voi se vi trovate con questo discorso da parte di Luciano Spalletti. Dovremo avere un'altra telefonata in linea? Sì, allora andiamo subito al telefono. Pronto? Buonasera, sono Mario da Ercolano. Ciao Mario, dimmi tutto. Ho chiamato, sono una persona con i capelli bianco-neri, praticamente ho chiamato per fargli i complimenti perché siete tutto lo staff di CN24, vi seguo sempre, però non mi piace tanto chiamare, vi ho chiamato solo per questo, vi seguo sempre io e tutta la mia famiglia. Non mi piace? Non chiamo sempre perché non mi piace tanto chiamare sempre per telefono. Ok. Ecco, questo no,
non che non mi piacete voi. No, E no, no, capito, seguo anche la figurati. partita fuori dallo stadio, sempre da quando ho conosciuto questo canale. Siete molto educati, tutto lo staff. Vi ringrazio, ogni tanto mandatemi un saluto. Grazie. Ma a questo punto, però, rispondimi. E poi do fiducia a Spalletti, tutto quello che fa Spalletti per me mi va bene. Però a patto che porti risultati o no? Va bene, ogni tanto dopo la partita è facile parlare. Infatti noi parliamo prima della partita perché stiamo parlando di vista No, di Napoli perciò dico, Torino. dopo il fatto sì, dopo ognuno fa, non voi, i tifosi non devono fare gli allenatori, il tifoso deve fare il tifoso, che dà un'opinione, ma non che deve, quello l'ha messo un quarto d'ora prima, quello l'ha tolto 10 minuti dopo, sono cose che non rispetta a noi. Vi ringrazio e vi saluto. Va bene Mario, continua a seguirci, grazie per averci Grazie, chiamato. sempre. Grazie Mario. Buonasera. Grazie. Ovviamente per i complimenti, ma Manu, cosa ridi? Cosa ridi? Ci capita di tutto, lo sai. Allora, andiamo un attimo alla nostra chat di YouTube perché ci scrive Marek. Ciao Claudio, in casa abbiamo pagato spesso Dazza l'anno scorso e il Torino è un avversario scomodo, per questo mi aspetto un turnover coscienzioso, giusto rotare la rosa perché abbiamo tante partite da giocare ma senza stravolgere la formazione. Ma secondo me, caro Manu, tu hai anche penso la grafica della formazione tipo del Napoli che possiamo mandare in diretta. Secondo me, della formazione di domani è difficile, cioè non penso che avremo tanti cambi rispetto a Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anghissà, Zelinski, Politano, Kvaratskhelia, Simeone. Su me andiamo su questa formazione qui. Poi contro l'Ajax ci saranno dei cambi. Però, a quanto detto da Spalletti, e voi lo potete leggere su calcionapoli24.it, è chiaro che secondo me la formazione dovrebbe essere quella. Detto ciò, dovremmo avere un'altra telefonata? Sì? E allora pronto, andiamo subito al telefono, pronto? Ciao, sono Peppe da Vicenza. Ciao Peppe, dimmi tutto. Ciao. Comunque niente, a me sto Torino mi fa proprio paura, a me invece, lo sai. Non ti fa paura o ti fa proprio paura? No, non mi fa proprio paura. Ok, non mi fa proprio paura. Perché? Ma tutti quanti sono Giudici, ma invece metà partita con Napoli, solo col Verona, quando abbiamo pareggiato 1-1, poi ha sempre perso Giudici con Napoli, capito? Cioè, tu quanti sono Giudici, ma che fa? Ricci peraltro non c'è. Che hai detto? Che abbiamo anche letto stamattina la conferenza stampa, anche sentita e vista la conferenza stampa di Ivan Juric. Ha detto c'è Miranchuk mentre Voivoda, Pellegrini e Ricci non ci sono. Voivoda è il titolare del Torino a sinistra, mancherà una punta come Pellegrini e uno dei centrocampisti titolari che è Ricci. Dovrebbero giocare Linetti e Lukic. Capito, questa mezza partita che ha fatto uno con Napoli, su Giudici, poi Verona, poi ha sempre perso. L'anno scorso ha perso 2 volte con Napoli. Capito, mi fa proprio paura. Se Napoli fa il Napoli non perde, capito? Cioè... E il tuo Napoli invece domani come scende in campo? c'è questa nazionale, capito? Che Lozano è tornato ieri, oggi è tornato, Lozano. Lozano è tornato ieri, oggi si è allenato. Ieri, Poi ho detto già gli altri tuoi colleghi, cioè fare giocare Zerbino domani, guarda che ti dico. Dove? In quale ruolo? A destra. Oddio, è una scelta ardita, però guarda, leggendo poi oggi le parole di Spalletti, tu l'hai sentito Spalletti, l'hai letto la conferenza stampa, non mi ha dato l'idea di di una apertura a Zerbin a destra, anzi, credo possa esserci Politano a questo punto. Sì, Politano, no, io non so che buono che a me c'è, sta giocando Politano, però capite, non lo rischierei, capito, Politano. Beh, però magari gioca 60 minuti e poi entra Lozano, lui l'ha detto, il titolare da no, 60 minuti e il titolare da 30. È più forma del Napoli, capito Politano? Magari, Sì. Se stava bene giocava lui sicuramente, perché è uno dei più forti.
Eh sì, effettivamente potrebbe essere anche questa qui la formazione, la stiamo vedendo in diretta, in grafica, un Meret di Lorenzo, Rachmani Kim e Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zelinski, Kvaratskhelia, Simeone e Politano in attacco. Peppe, ti convince Simeone o preferiresti Raspadori? Tutte e due buone, però come hai detto voi, ho detto già l'altra volta, è Simeone per me, capito? Perché? Che questa difesa qui, capito? Cioè, questi si chiudono cose, invece con un colpo di testa qualcosa, capito? Può fare. Capito Simeone? E poi c'è Kvaratskhelia, capito? Ci vuole mandare a manicomio. Cioè, secondo me la partita pure l'ha vinta Kvaratskhelia col Milan, visto che ha fatto ammonire a quei due, e quello per paura le ha messi fuori. Sì, due centrali di 4 del Milan, bravi, capito? se non ha un impatto lui, chi è che ce l'ha? Capito? Gli ha mandato al manicomio. Va bene Peppe, ti devo salutare che abbiamo altre telefonate in coda. Ciao, ti ringrazio sempre, grazie a voi che ci tenete Ciao, compagnia. grazie a te, Grazie, continua a ciao, seguirci, ciao, grazie. ciao. Un saluto a Peppe. Ci scrive Alessio, per me Kvaratskhelia non va mai sostituito, mettere Raspadori da subito e poi Simeone a destra Zerbin. Allora Alessio, Kvaratskhelia, per come dice Spalletti, fino al 70° un titolare, cioè chi parte dal primo minuto, non si affatica, non gli resta l'acido lattico nei muscoli, quindi non rischia di forzare, di farsi male. L'abbiamo visto più volte, Kvaratskhelia, credo che nel suo bottino stagionale, Kvaratskhelia non so se abbia mai finito una partita, lo andiamo a vedere subito, guarda. Possiamo vederlo anche in diretta, in presa diretta, Kvaratskhelia con la maglia del Napoli non ha mai finito una partita, ha giocato mai più di 70 minuti, il massimo contro il Monza, soltanto una volta è entrato a partita in corso con il Lecce alla quarta giornata, mentre in Champions ha giocato 90 minuti con il Glasgow Rangers e 57 minuti contro il Liverpool, quindi come dire, soltanto una volta in 9 partite ha terminato la gara in campo e non in panchina. Azzurrissimo 71, ho l'impressione che Lozano sia il titolo di coda col Napoli, che ne pensi? Secondo me dipende dalle offerte e oggi non se ne può parlare. Io credo che Lozano semplicemente in questo momento paghi un momento di forma non eccessivamente buono se paragonato a quello di Politano. È chiaro che magari ci rimane in mente l'errore contro la Fiorentina, oppure magari rispetto chiaramente al rendimento di Kvaratskhelia, di Raspadori, di Politano. Però è un giocatore, secondo me il Napoli ci deve puntare molto perché ha delle caratteristiche che non hanno gli altri compagni di squadra, e in una squadra che gioca in profondità con anche Victor Osimhen quando tornerà, è chiaro che Lozano avrà il suo perché. Secondo me è molto molto utile nel 4-3-3 di Luciano Spalletti. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, e allora andiamo subito al telefono. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Ciao, come ti chiami? Massimo da Napoli. Ciao Massimo, dimmi tutto. Allora ragazzi, io già in settimana ho parlato con Riccardo. Sì, come si chiama, scusami? Riccardo Catapano. Dica sì. E ho detto a me questa paura con il Torino mi fa un po' paura, questa partita con il Torino. Cosa ti fa paura? Ti fa paura il Torino o il Napoli che affronta il Torino? Non te lo so spiegare veramente, però non lo so. Io spero che mi sbaglio e domani Napoli, come si sa, e può farmi gol. Però mi sento questa cosa per una settimana. È l'avversario, il Juric, il fatto che giochino a 3, no, o ti fa paura il Napoli che secondo te non ce la fa a giocare come i suoi soliti livelli?
No, perché poi vedendo pure per la partita fra Inter e Torino non si meritava di perdere, ha giocato bene a Milano. Sì. E poi le squadre di Juric giocano bene, pure quando stava a Verona ci ha messo sempre difficoltà. Insomma, non ti fidi, non ti fidi Ah? non ti fidi del Torino. No, te l'ho detto, guarda, io spero che domani, perché mi sbaglio, il Napoli va là e ci dà 3-4 palloni. Va bene, Massimo. E come la giochi però? Cioè, chi metti in attacco magari nel Napoli? Io metterei a Simeone, sinceramente. Perché rispetto a Raspadori scegli Simeone? Eh, per farli passare un po' alla Spadura, perché giocare dopo queste 2 partite di National League. Va bene, va Perché benissimo, poi caro sapendo Massimo. che abbiamo altre partite più importanti con l'Ajax, con la Cremonese, È giusto, ma il Napoli dovrà e giocare poi 8 partite nel mese di ottobre e sì, quindi c'è bisogno di tutti quanti. Va bene, sì. Massimo, continua a seguirci, grazie per averci chiamato. Ciao, grazie. Ciao, grazie a Massimo. E il Torino che peraltro le ultime 2 in campionato le ha perse contro Inter e Sassuolo, prendendo gol all'89esimo contro l'Inter e al 93esimo contro il Sassuolo nelle ultime 3 gol in tutto, una vittoria contro il Lecce, poi polveri bagnatissime in attacco, visti i 0 gol segnati nelle ultime 2 partite contro l'Inter al Meazza e allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo, quindi bisogna fare un po' attenzione alla voglia di fare bene, chiaramente, delle squadre di Ivan Juric. Torniamo di nuovo al telefono, pronto, chi c'è in linea? Ciao Claudio, buon pomeriggio, sono Gennaro. Ciao Gennaro, dimmi tutto. E niente, come lo affrontereste? Io diciamo che innanzitutto metterei in campo tutto quello che sono le potenzialità, perché queste bisogna pigliare, perché se cominciamo, che non conosco la formazione naturalmente, tenendo presente che né Politano né Osimhen non ci sono. No, Politano c'è, Vabbè, ma c'è, ma forse per la panchina, ma non credo che lo farà partire subito. Non credo che lo farà partire subito. Diciamo che il Torino dipende da come veramente come tu lo approcci. Perché se gli dai diciamo che te ne vai bello, se tu lo affronti di petto, come si usa dire, no? Subito, immediatamente, questa è la formazione, quindi vedo, se non mi sbaglio vedo pure Olivera, no, Di Lorenzo. No, c'è Mario Rui. Mario Rui. Quindi la difesa è quella là, Rachmani che gioca. Sì. Il centrocampo quello là, Maschera, Simeone e Raspadori. Questa è la formazione, sì. Diciamo che il Raspadori, che poi non è che sarà sulla fascia, ma si accentrerà. E questa è la formazione da mettere in campo. Magari poi, vedendo poi nel secondo tempo come va la partita, di inserire poi, se è possibile, man mano i sostituti, sperando che il risultato lo si sblocchi subito, perché questo qua, ripeto, a parte proprio le squadre di Juric, sono il modo di come Sono molto atletiche. Sono un po' perché Bisogna lui fare gioca molta uomo, attenzione. fa pressione, lo abbiamo visto sia col Verona e anche con lo stesso Torino l'anno scorso. Diciamo la formazione purtroppo è quella là, sperando che i calciatori dopo questa sosta e soprattutto dopo che sono tornati dalle nazionali siano all'altezza della situazione. Cosa dobbiamo dire? Forza Napoli sempre, augurandoci che lunedì, quando ci sentiremo, parleremo di un'ennesima vittoria. Una cosa vorrei sapere, dimmi, Claudio, Gennaro, dimmi. Gli abbonati a quando è arrivato? Come Allora, non c'è un dato ufficiale, però Non si c'è- parlava di circa 13-14 mila. Beh, ma già erano sui 13.000 quando dicevamo che erano pochi. Io so che in questi giorni hanno incrementato ancora di più.
Guarda, quindi dovrebbe finire, se non sbaglio, ma credo oggi o domani comunque la campagna abbonamenti. E sicuramente sono numeri superiori agli ultimi anni, in cui il Napoli, se ti ricordi, la faceva capienza chiaramente pre-Covid circa 5.000, 6.000, 7.000 domani abbonati. la presenza degli spettatori, quanto ne Domani ne sono saranno? previsti circa 40.000. 40.000, diciamo, 40.000 che poi diventano 50.000 con, diciamo, con i ragazzini che i genitori portano, che non pagano, i ragazzi fino ai 12-13 anni mi pare. Beh, no, i bambini pagano fino ai 4 anni, o ai 4 o ai 6 anni. E fino ai 14 anni c'è la promozione per gli under 14 su determinate partite che del possono campionato. entrare accompagnati con i genitori, mi pare che pagano un biglietto minimo. No, guarda, te lo dico subito perché anche con l'Ajax c'è il biglietto Family. Il biglietto Family, la tribuna Family, il settore con il biglietto a 10 euro per l'adulto e 5 euro per l'under 12. Ho capito, quindi diciamo è facile poi perché vedo molti ragazzi che i genitori portano e fanno bene perché l'ho fatto io con mio figlio a 4 anni, l'ho portato allo stadio. Hai fatto benissimo, caro Gennaro. Va bene. Ti saluto, buon weekend e spazio ad altri. Arrivederci. Va Ciao. benissimo, Gennaro, continua a seguirci, grazie. Dicevamo, ci sono un paio di novità per domani. La prima è il premio di miglior giocatore del mese di settembre è stato assegnato a Min-jae Kim, il difensore del Napoli. La consegna del trofeo avverrà domani nel prepartita di Napoli-Torino. In programma, ricordiamo, alle ore 15. Gli altri candidati erano Rodrigo Becao dell'Udinese, Meride Miral dell'Atalanta, Teo Hernandez del Milan e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla quinta alla settima giornata della Serie A Team 2022-2023, così come Kvicha Kvaratskhelia. Domani verrà premiato come calciatore del mese, dell'asso calciatori del mese di agosto, votato dai calciatori professionisti di Serie A, B e C. Ha vinto con il 68% delle preferenze e ormai, oltre al tradizionale premio, all'attaccante del Napoli è stata consegnata anche una figurina speciale dipinta a mano dall'artista Simone Trebuiani e riceverà il riconoscimento prima del match contro il Torino. Qui la foto di Kvicha Kvaratskhelia. Dovremmo avere un'altra telefonata in linea, sì Manu? E allora andiamo subito in diretta, pronto? Ciao Claudio, buon pomeriggio. Ciao, come ti chiami? Antonio. Antonio, dimmi tutto. Allora, io come già ho detto nei giorni scorsi, mi aspetto subito tre cambi. Vai. Oliveira, Juan Jesus e Lozano. Al posto di chi? Le loro che giocano loro. Juan Jesus in difesa. Oliveira sulla sinistra e Lozano sulla destra. Ok, quindi fuori Politano, Mario Rui e Rachmani o Kim? Ma qua deve vedere Spalletti a chi preferisce. Io penso che mette Kim. Mette Kim o lo toglie? No, lo fa. Allora gioca Kim Boravali. Comunque Juan Jesus gioca. Ok, va bene. Beh, a quel punto E poi quindi già sono tre cambi. Poi 5 cambi le fa nel secondo tempo. E praticamente ha fatto giocano 18 giocatori. Vabbè, quello è poi Spalletti lo ha sempre qualcuno. detto, Antonio, vuole utilizzare le 5 sostituzioni proprio per aumentare il numero di giocatori da utilizzare, dai quali può avere chiaramente un rendimento di maggior livello, di maggiore qualità. Esatto, allora i tre centrocampisti li può sostituire nel secondo tempo a meno 2. Lo fa entrare Dembélé. Sì. E poi per me deve giocare sempre da Spadoni, da titolare, diciamo da titolare. In partenza deve giocare sempre da Spadoni. Non pensiamo a queste chiacchiere che Simeone è più forte con le difese che giocano a riccia e compagnia bene. La Spadoni si sa difendere pure bene. Però sono diversi, proprio come tipologie di gioco, nel senso che con Raspadori puoi fare un certo tipo di gioco, con Simeone ne puoi fare un altro. Sì, ma la Spadoni
sa collegare pure meglio il gioco. Non è, allora, qua le cose no, si vede da altre angolazioni. Simeone sembra che sia un tipo più duro e così. Simeone sì, è un tipo più rognoso e compagnia bella. Però Raspadori, per me, a me quando non ci sarà Osimhen poi si vedrà un altro tipo di gioco, un'altra collocazione. Però al momento deve partire sempre prima Raspadori da titolare, che poi la partita la vinciamo nel secondo tempo, perché chiaramente le squadre che non hanno tutti i giocatori come ce l'ha il Napoli, il Milano, cadono di ritmo, entra qualcuno che sa il fatto suo e butta la palla dentro. Perciò Spalletti ha detto chi gioca 30-40 minuti può essere più importante chi gioca 60-70 minuti. È chiaro quello che voglio dire? Sì, sì, no, ma il ragionamento di Spalletti effettivamente è fin troppo chiaro. E poi un'altra cosa, Vai. su Kvaratskhelia il fatto che è stato sostituito spesso, giustamente non ci scordiamo che noi abbiamo incominciato a giocare il 15 agosto. Esattamente. E quindi con il caldo i muscoli tendono a, come si dice, è stato più faticoso fare 3-4 partite consecutive all'inizio del campionato e quindi le sostituzioni Spalletti ha fatto benissimo anche contro il Lecce, che qualcuno ha criticato quella situazione, ma i giocatori che stavano in campo tra primo e secondo tempo la partita la dovevano vincere tranquillamente. E poi un'altra cosa che ti lascio, il fatto che il Torino ha fatto una grande partita a Torino, a Milano con l'Inter, ma è stato in Milano l'Inter che non sta ancora in condizioni di giocare. Cioè tutto questo lavoro con il Torino, io ti dico pure il risultato, cioè, ho detto pure ai tuoi colleghi, 2-0 e ce ne andiamo. Speriamo bene, caro Antonio, speriamo bene. Va bene, Ti inizio ciao, a salutare. buona settimana. Ciao, grazie Antonio, continua a seguirci e poi dal finale vi facciamo sentire anche un contributo su Guicia Kvaratskhelia. Torniamo alla nostra chat YouTube perché Luigi73 scrive quindi Rachmani ha recuperato perché ho messo Ostigard di titolare al Fantacalcio, non vorrei giocare in 10. Caro Luigi, Rachmani gioca, cioè da come ha detto Spalletti non ci sono problemi. Luigi Grande, perché non trasmettete le conferenze stampa di Spalletti in diretta su YouTube per una questione di diritti televisivi? Noi quando il Napoli poi pubblica il video facciamo sempre in modo da farvelo vedere in differita. Alberto Colasante, il Torino è sempre difficile da affrontare, ma se scendiamo in campo con la giusta cazzimma lo si batte, previe condizioni dei giocatori come arrivano alla partita. L'importante è stare svegli. Guarda Alberto, io mi affido alle parole di Luciano Spalletti. Ha detto: stamattina ho visto i miei calciatori tutti molto presenti e concentrati, hanno sviluppato un buonissimo allenamento nonostante queste 2 settimane in nazionali, siamo pronti per la partita. Quindi le ha viste lui e sicuramente ce ne può dire di più rispetto a quanto ne possiamo fare stesso noi qui dal nostro studio. Andiamo al telefono. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Roberto. Perfetto. Mi sente? Sì, adesso sì, Roberto. Buonasera, sono Roberto da Frattamaggiore. Dimmi tutto. No, per la formazione io direi di partire con la squadra base. E poi che il Torino Juric gioca in modo un poco tosto, in senso che è difficile scardinare la difesa. Speriamo che non troviamo un campo troppo pesante, perché con Kvaratskhelia, diciamo, il problema lo possiamo tenere un po' a destra, in fase d'attacco, perché Politano, sperando che sta bene, che Politano e Lozano, io tenterei la carta o Raspadori o Zerbin su quel lato. E poi rimarrei tutto come sta. Toglierei Rachmani, metterei Jesus. E poi in attacco Simeone, Kvaratskhelia oppure Raspadori o Zerbin. Raspadori a destra, quindi, secondo te? Sì. Di sfruttare questa situazione subito proprio. Sì, perché io penso che in Kvaratskhelia che salta l'uomo in modo allucinante, Zelinski che da centrocampo è veloce, se riusciamo a superare
il primo sbarramento a centrocampo loro andranno un po' in difficoltà, cominceranno a fare falli e sperando che l'arbitro faccia il seguito in questo senso. Va bene? Io penso che è una partita da vincere. Quello è poco ma sicuro, Roberto, quello è poco ma sicuro. Poi martedì con l'Ajax è un altro discorso, un'altra motivazione, per me penso a domenica, a sabato scusa, che è fondamentale fare questi 3 punti, così questi qua, la stampa del nord, tifosi, società del nord sempre rosicano quando noi stiamo là sopra, e faccio i complimenti alla società per quello che hanno combinato, perché quest'anno ci possiamo divertire. Che poi ben venga qualche cosa che vinciamo farà ancora più soddisfazione, ma già il fatto che vinciamo, cioè che ci divertiamo in mezzo al campo, noi tifosi, ci dà molta soddisfazione. Quello è poco ma sicuro, Roberto. Va benissimo. Io la ringrazio, arrivederci. Grazie a te per averci chiamato, continua a seguirci. Allora, avevamo altre domande da YouTube. Alessio Marigliano, attacco Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori. Insomma, è difficile vedere Raspadori e Simeone assieme dal primo minuto, considerando che in panchina non c'è una punta. Più facile vedere quando tornerà Osimhen, vedere Osimhen, Raspadori e Simeone pronto a subentrare da quel punto di vista. Vedere già Raspadori e Simeone domani al primo minuto la vedo un po' difficile perché non hai dei cambi adeguati in attacco. Pronto? Chi c'è in linea? Andiamo subito al telefono. Ciao, buonasera, sono Mimmo. Ciao Mimmo. Volevo il Napoli gioca l'unica squadra propositiva in questo momento e offre un calcio, è l'unica in Italia naturalmente, che offre un calcio tecnico. Il calcio tecnico da spettacolo, quindi va tutelato. Se io trovassi con Massimi l'arbitro lo stesso trattamento, lo stesso modo di arbitrare di Ranger e Liverpool, non c'è partita. Ma nel momento in cui conti Massimi, che già l'abbiamo visto quest'anno purtroppo, che è un arbitro che fa giocare, nel senso che permetterà al Torino che gioca uomo su uomo di giocare addosso con calci, pugni, schiaffi e tutto ciò che ne consegue. Calci, pugni e schiaffi però poi Mimmo vengono sanzionati all'arbitro, va bene il contrasto, però calci, pugni e schiaffi sanzionati. Scusa, dove vengono sanzionati? In Italia, col Napoli. E allora è un altro film che io non riesco a vedere da 11 anni. E allora il problema è questo. Fin dall'inizio, se l'arbitro metterà nella condizione il Torino, come è successo a noi con la Fiorentina, che dopo 3 minuti ha dato il cartellino a centrocampo ad Anghissà. Sì. Se succede questo, che dal primo cartellino fallo veramente violento e tira fuori il cartellino, non c'è partita. Sta tutta lì la partita. È inutile che ci guardiamo attorno. Il Torino non ha la tecnica, che il Torino la metterà solo sul piano fisico e come gioca Juric uomo su uomo. Quindi nel momento in cui tu cerchi di fare un certo gioco e loro non lo impediscono, ma non col calcio, con i calci, e allora il Napoli avrà una marea di problemi. Purtroppo quest'anno assisteremo, come nelle ultime 2 settimane, al cosiddetto calcio mediatico, nel senso che io individuo un torto delle grosse squadre, un torto, e me lo porto a spasso con tutte le televisioni per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, come sta succedendo da 2 mesi a questa parte, anzi da 1 mese e mezzo Salernitana Juventus, dove la Juve ha rubato 2 punti alla Salernitana. E allora nel momento in cui è tutto il contrario, capite? Perché gli episodi in campo, rigore su Piontek, che annullare il gol quando Quadrato gli dà il cazzotto in testa al giocatore della Salernitana, e qui si parla di Candreva fuori gioco e non fuori gioco da 2 mesi. Ecco, il cosiddetto io lamento mediatico con giornali e televisioni che dura un paio di mesi. D'altronde ciò ha consentito al Milan spesso l'anno scorso di dargli lo scudetto in quella famosa partita. Mimmo, sulla questione, poi ti saluto perché abbiamo altre ma calcio da 60 anni. Sulla questione comunque mi parlavi di Juventus Salernitana, lì semplicemente non si può parlare di nulla, nel senso che quelle immagini che sono uscite
non potevano essere nella... Un episodio di 90 minuti se ne sta ancora parlando. No, io dico, tu l'hai messo in mezzo il fatto che la Juventus abbia rubato 2 punti alla No, Salernitana, io lo ti ho sto dicendo, risposto non di io in questa quell'episodio, tutto trasmissione. lì. Non io in questa trasmissione, non io. Io sto No, dicendo... stavo parlando di tu che l'hai detto adesso. Mi hai detto la Juventus ha rubato 2 punti. Ha rubato 2 punti alla Salernitana. Punto. Sulla quella questione poi del gol annullato per fuorigioco e poi sono uscite quelle immagini di L'AIA non ha Candreva. la telecamera, che dobbiamo Esattamente, lì non si può dire nulla, quindi l'AIA non ha lì è la un telecamera, problema che di dobbiamo fondo fare? che va oltre la disponibilità del sistema sai come si arbitrale. dice? Ti conosco Mascherina, era una grandissima commedia di Edoardo. Ti conosco Mascherina, se si chiama Inter, Milan e Juventus, e ti conosco Mascherina. Va bene, Mimmo. Grazie dell'ospitalità. Grazie a ti te saluto. sempre per chiamarci, grazie, continua a seguirci. Allora, Antonio De Rosa, ciao Claudio, buon pomeriggio, il Torino è un bruttissimo antagonista e dobbiamo fare molta attenzione, sempre Forza Napoli, sempre. Beh, Antonio, io credo che il Napoli poi debba sapere anche giocare nel modo in cui al Napoli non piace, nel senso, guarda, vado a riprenderti la dichiarazione di Spalletti. Il Milan ha avuto delle occasioni nella nostra area, riguarda ancora quell'atteggiamento lì dove non riusciamo a essere totalmente partecipi, anche se poi dall'altra parte in attacco le occasioni di qualità riusciamo sempre a crearle. Il Torino è un brutto cliente, sappiamo il valore della squadra e della società, nonché del modo di lavorare di Juric, c'è da essere più bravi di loro, interpretare bene la costruzione giocata dal basso e la pallata di Milinkovic-Savic direttamente da un'area all'altra. Poi ci centrocampisti che sostengono e sanno giocare e difendere in più modi, anche se gli piace fare battaglia a tutto campo, uomo contro uomo. Questo la dice lunga sulla difficoltà della partita di domani, ma noi vogliamo vincere partite difficili e non facili e siamo pronti. Torniamo al telefono, pronto, chi c'è in linea? Claudio da Latina, ciao, complimenti per la trasmissione. Ciao Claudio, dimmi tutto. Senti, prima domanda, su Amazon ho saputo che De Laurentiis ha fatto una dichiarazione per le partite che verranno fatte su Sky, non su Sky ma non so chi era quella persona che lui ha parlato. Ieri a Napoli c'era Tim Cook, il CEO di Apple, esatto, e dice ed che voleva Apple in mettere America. sia l'Italia del 2024 e sia le partite internazionali con Amazon, che poi Amazon prenderà i pacchetti azionari. Non so se mi sbaglio. Guarda, ti rispondo subito. Allora, il discorso da fare... Poi ti volevo fare un'altra domanda. Vai, poi rispondo anche a quest'altra. Dimmi. Però poi ti lascio 2 domande. Hai capito la prima comunque? Sì. Senti, la seconda, dimmi se devo parlare o meno su Cassano che ha detto una grande stronzata sul fatto dei Maradona, al detto dei termini... quei 4 scansati. Diciamo No, che ha detto una dimmi stupidaggine, ok. No, è stato querelato comunque. Da chi? Ma non lo so, ha detto Auriemma dice che era da querela. Se era da querela è una cosa, è stato querelato è un'altra. No, scusa, perdonami, perdonami. Ok. Vabbè, non rispondi sul fatto di Amazon, di Laurentiis che ha parlato con questo, va bene. Diciamo che è una persona abbastanza internazionale come assolutamente. Diciamo, coordinatore. Assolutamente sì, ciao. Grazie Claudio, continua a seguirci. Guarda, su Amazon e su Apple ti rispondo molto semplicemente. Noi sappiamo che Amazon è sponsor del Napoli, sponsor di maglia, e hanno una partnership per quanto riguarda lo store su internet. Peraltro è stata anche presentata la nuova maglia di Halloween e la potete trovare su calcionapoli24.it, ve la facciamo vedere un attimo a volo. Credo possa essere utilizzata anche già domani contro il Torino. Amazon è nel mercato dei diritti televisivi con la Champions, una partita a settimana per quanto riguarda la Champions League. Nel 2024 verranno... l'Italia, la Serie A deve assegnare i diritti televisivi dal 2024 al 2027 e vorrebbe farlo già l'anno prossimo in modo tale da anticipare eventuali crolli di valutazione dei diritti. Potrebbe entrare anche Apple nel gioco dei diritti televisivi perché
perché la Apple in America trasmetterà dall'anno prossimo il campionato americano, la MLS, in esclusiva per 10 anni. E allora potrei immaginare che magari questo avvicinamento tra De Laurentiis e Tim Cook già nella giornata di ieri possa portare a una questione di sponsorizzazione del Napoli. Mi sembra difficile. Apple non sponsorizza singoli club finora. Potrebbe avere un senso se magari l'intervento di De Laurentiis potesse essere propedeutico a un'entrata di Apple TV nella questione dei diritti televisivi, ma sono tutte ipotesi, quindi rimaniamo così. Torniamo al telefono per l'ultima telefonata di oggi. Pronto, chi c'è in linea? Salvatore. Ciao Salvatore, dimmi tutto. Senti, ti voglio dire, io ho 73 anni. Bene. A 15-16 anni giocavo in prima divisione con il pallone, figurati, con le pezze. Questa paura deve arrivare il Torino, stiamo attenti, stanno facendo una cosa proprio come qua dovrebbe venire il Brasile di Leao. Qua non si deve affrontare questa squadra come noi siamo il Napoli, e il Napoli quando scende devono avere loro timore. Non è quasi stiamo piangendo il Torino, mettiamo questo e chi mettiamo. Ma vedo una cosa diciamo di paura, come chi dovrebbe venire qua. Io dico che il Napoli è il Napoli, deve giocare senza pensare stiamo giocando con Torino, Juve, Milan. Il Napoli è il Napoli, fa la partita e vince. Quello è poco ma sicuro. Non è che dobbiamo fare il Torino, lei a chi metterebbe, lo so che la trasmissione deve comunque andare avanti, lei a chi metterebbe qua là, non siamo, se no si diventa. Se quello sbaglia, Spalletti sbaglia una pedina, dopo viene condannato tutti quanti, io ho detto questo, ho detto quell'altro. Cioè viene il Torino è una squadra di metà classifica, forse anche più poco, senza preoccuparci. Il Torino mette questo, Jusic, l'allenatore, come si chiama, a dire no, qua siamo in Napoli, il Napoli viene qua, deve perdere, cioè si deve vincere la partita giustamente. Però se il Napoli di fronte all'anno scorso, ecco, il Napoli quando è venuto qua il Torino ma nemmeno pigliarlo in considerazione un pareggio, no? È il Torino, dice sì, ma tu mica giochi solo tu, ma siamo in Napoli. Assolutamente sì, caro Salvatore, ti devo salutare perché siamo in chiusura, però il tuo ragionamento è stato chiarissimo. Ti ringrazio, brava ragazzi. Grazie a te per averci chiamato. Siamo arrivati al termine di questa nostra oretta assieme, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre in Campania, Napoli e Caserta, nonché il nostro canale ufficiale di YouTube. Un ringraziamento a Emanuele Bernardo in cabina di regia e da Claudio Russo a tutti voi che ci avete seguito e chiamato. Vi lasciamo con una dichiarazione di Alessandro Bonandi Sky su Qui c'è Kvaratskhelia, rilasciata in occasione del Social Football Summit, dove c'era il nostro Manuel Guardasole. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per domani con la live reaction di Napoli-Torino dalle 13 in diretta all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, poi Riccardo Catapano e tutti i suoi ospiti chiaramente per il match di Serie A. Da Claudio Russo un saluto a tutti, vi lasciamo con Bonanza Kvaratskhelia, buon pomeriggio. Tu non eri arrivato ancora, ma Alessandro spera che il calciomercato non muoia mai, perché almeno finché non vada in pensione lui. Quindi no, perché dentro, come dicevo prima, nel calciomercato c'è la notizia che... Però ci sono anche secondo te la tua narrazione è più importante la notizia o il sogno? Cioè, secondo te la gente guarda la trasmissione di calciomercato perché dice vediamo chi abbiamo preso oggi, noi dell'Inter, della Juventus, del Milan o della Roma, oppure per capire se tutto quello che è stato raccolto durante la giornata quale è vero e quale no? Ma il calciomercato funziona perché quando il tifoso ascolta il programma, lo vede e sente che c'è una notizia nuova che riguarda la sua squadra, immagina che questa notizia gli possa cambiare la vita, la sua vita personale, cioè non solo la vita della sua squadra, ma conseguentemente anche la sua vita personale, perché se arriva il calciatore X di cui non si sa assolutamente niente, ma per una, non lo so, per una spiegazione che può essere astrale, non so che cosa, diventa oppure perché ha appunto delle capacità, c'è stato un talent che è riuscito a scoprirlo, questo arriva nella sua squadra e fa il fenomeno, magari cambia la dimensione della sua squadra, questa squadra comincia a vincere e cambia anche la sua vita, perché la nostra vita
la vita del tifoso più che la nostra. Dipende anche dalle sorti della propria squadra, se è più contenti, se è più felici. E quindi io sono sempre molto contento quando per esempio un protagonista non propriamente conosciuto, perché è ovvio che se parliamo di nomi noti è facile, arriva nel nostro campionato e fa la differenza. E il primo nome che mi viene in mente quest'anno certamente è quello del georgiano Kvaratskhelia del Napoli. Bravo, l'hai detto bene. Non avrei mai scommesso. Perché ho capito che lo devo dividere in due. Kvara-Skhelia, allora lo riesco a dire. Bravo.